Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine. Sponsor della giornata, Arredamenti Diego Crepaldi, in via Comunale a Taglio di Po, provincia di Rovigo. Voce di Rovigo, cominciamo purtroppo con una bruttissima notizia. Muore in moto a 29 anni nel giorno del suo compleanno. Marco Ghirardello di San Bellino ha perso la vita nella serata di domenica 28 febbraio. La moto, una Augusta F3, era il regalo per il suo compleanno. Prima pagina della Voce di Rovigo, vaccini, andamento lento. Con questo ritmo finiremo il 5 aprile 2023. La campagna di immunizzazione al virus va a rilento a causa della mancanza di fiale anche in Polesine. Poco meno di 1000 iniezioni ogni 4 giorni, circa 250 al giorno, dall'inizio della scorsa settimana. Villa Dose è tornato il maniaco dei chiodi. Ormai da 8 anni colpisce le auto con i chiodi a 4 punte. Zona gialla, coprifuoco e restrizioni non fanno desistere il maniaco dei chiodi. La strada colpita in particolare via dell'agricoltura, dove sono stati ritrovati da parte dei residenti alcuni chiodi a 4 punte. Controlli a Rovigo, niente distanza di sicurezza, chiuso un bar della Movida. 3 giorni di serrande abbassate per un locale del centro, dopo i controlli della polizia locale. Le presenze di clienti sarebbero state così numerose da non consentire il mantenimento della distanza di sicurezza. E questo sta suscitando numerose proteste nei social. Rosolina, la pandemia non ferma innovazione e sostenibilità nell'ortofloricoltura. È arrivata anche per quest'anno la pubblicazione, la 20ª della serie, sintesi dell'attività sperimentale condotta dal centro sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Rosolina. Il centro conferma così la propria attività per promuovere l'innovazione e la sostenibilità nei settori ortofloricoli. Gazzettino Rovigo, via lo sportello contro il lavoro che discrimina. Provincia in prima linea contro le discriminazioni di genere e la consigliera delle pari opportunità ha fatto l'accordo insieme all'Ispettorato del Lavoro per l'attivazione di uno sportello denominato Donne e Lavoro, al quale potranno rivolgersi le lavoratrici che ritengono di essere vittime di discriminazione in ambito lavorativo. Sport, pallavolo Serie A3, Delta Volley un alto successo. I nerofucsia tornano da Portomaggiore con una vittoria per 1-3 e tengono il passo del Motta. Riescono quindi a mantenere un solo punto di distacco dalla capolista. E sempre per lo sport, Scardovani in campo ad aprile torna il campionato di eccellenza. Dalla promozione alla terza tutto ancora fermo e le squadre non vogliono ripartire. Il consigliere regionale Argentino Pavanati afferma: l'eccellenza ritornerà in campo visto che il CONI ha accolto le nostre richieste e quindi il campionato potrà proseguire regolarmente. Sempre per il calcio, Serie D, purtroppo brutte notizie, Adriese debacle a Bolzano, male il Delta in casa. I Granata rimediano una cinquina in Alto Adige e i biancazzurri cadono ai Cavalieri contro il Mestre. Il Delta Portotolle è sconfitto contro il Mestre 1-0 e purtroppo l'Adriese torna dall'Alto Adige con una sconfitta 5-0 contro il Virtus Bolzano. Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!